Gold 2009, selezione di qualità, 10 anni di un progetto nazionale di documentazione di buone pratiche didattiche. Che cosa c'è di nuovo in Gold? Tonella Turchi, coordinatrice nazionale del progetto Gold. Direi che la grande novità è stato l'aver accentuato l'aspetto multimediale della documentazione. Le scuole potranno avere la possibilità, sotto la supervisione del nucleo regionale dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, di trovare delle strade nuove, delle strade messe a disposizione dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per raccontare la loro esperienza. Insegnanti, alunni, esperti esterni, dirigenti scolastici, tutti coloro che hanno partecipato all'esperienza didattica avranno la possibilità di percorrere strade nuove per raccontare la loro esperienza in maniera multimediale. Livia Gosovic, nucleo regionale Friuli Venezia Giulia, selezione 2008, 13 esperienze, se non vado errato, premiate su, non ricordo più neanche quante esperienze presentate, ma una sessantina se non sbaglio. È un grosso lavoro, qualche difficoltà forse, ma anche tante opportunità, tante cose nuove da vedere, da provare. Quali risultati? Friuli Venezia Giulia, 60 esperienze documentate, 13 esperienze premiate. Difficoltà per la supervisione, per il supporto alle scuole da parte del nucleo regionale, ma anche opportunità per le scuole di scambio e di condivisione delle tecniche di multimedializzazione e delle opportunità di diffusione della documentazione. 13 esperienze premiate significa che i docenti hanno scelto la tecnica di multimedializzazione, l'hanno realizzata in autonomia, essenzialmente con forze interne, solo una scuola ha utilizzato l'esperto esterno. Il nucleo regionale ha fornito un supporto, un indirizzo, una supervisione assieme alle scuole del prodotto durante la fase di realizzazione. Le scuole nel multimedializzare le esperienze hanno ottenuto risultati interni sulla crescita di cultura della documentazione e sul rendere la documentazione un'attività didattica con gli allievi. Nel multimedializzare l'esperienza non era coinvolto solo l'insegnante, ma erano gli allievi stessi che sceglievano le immagini, sceglievano la parte musicale, montavano i video, sceglievano i testi e quindi diventava essa stessa un'attività non eccezionale, ma attività e consuetudine alla documentazione. Questo è forse il successo maggiore all'interno delle scuole. Inoltre ha permesso di contaminare altri docenti che si sono avvicinati al mondo Gold e alla documentazione e sono già pronti e già lavorano per Gold 2009. Bene, in poche parole, perché una scuola deve partecipare a Gold 2009? Beh, intanto nessuna scuola deve partecipare a Gold 2009, ma tutte le scuole possono accedere a un'opportunità che viene offerta, un'opportunità di crescita professionale, un'opportunità di finanziamento, un'opportunità di essere visibili, un'opportunità di riflettere sul proprio operare. Rifiutare questa opportunità non è conveniente per le scuole e quindi le scuole, il dover partecipare a Gold non è in realtà un dovere, ma è un sfruttare una possibilità messa a disposizione dall'Agenzia Nazionale.
Volevo sottolineare appunto quello che ha già detto Olivia. È una grande opportunità per le scuole, è una grande opportunità di crescere, di riflettere su dove stanno andando, sulle esperienze didattiche che stanno portando avanti. È un'opportunità per lavorare in maniera diversa con i ragazzi, con gli allievi che stanno facendo l'esperienza non solo didattica ma anche di documentazione della didattica. È un'opportunità per riflettere su quello che si fa, è un'opportunità per essere visibili anche sul territorio e raccontare alle famiglie, ai decisori politici a livello locale, quello che avviene nelle scuole italiane. È un'opportunità per far sì che la scuola, che spesso compare nelle cronache solo per fatti negativi, sia più visibile anche per esperienze didattiche particolarmente significative e positive.